Un solenne corteo, un assordante silenzio, una processione nel solco della fede, quella di ieri sera. L'urna con Gesù morto e il simulacro della Madonna addolorata hanno attraversato le viuzze e i vicoli del centro storico di Agrigento tra due ali di gente. Un rito culminato con l'omelia sul sagrato della chiesa di San Domenico dell'arcivescovo Monsignor Montenegro. Non è mancato il riferimento alla politica anche e soprattutto in vista delle imminenti elezioni, lanciando una sorta di preghiera a Dio perché chi governerà la città ne voglia essenzialmente il bene e cerchi sempre l'unità. Tradirei il mio ministero di vescovo se non aiutassi tutti a volere il bene di questa città, orfana della sua cattedrale ancora sigillata come una tomba, perfino strutturale. Sono d'accordo con chi afferma che la crisi in fondo è dovuta al fatto che va aumentando la distanza tra noi uomini e te. Oggi tu stai diventando un ricordo sempre più sbiadito, così che si pensa che possiamo fare a meno di te. Tant'è vero che non si tiene più in debito conto la tua parola, con il risultato che vanno aumentando la disonestà, la violenza, il sopruso, l'inganno, i compromessi, le minacce. E nel corso dell'omelia preghiera, Don Franco ha poi parlato dei mali atavici che flagellano la nostra società, la mafia, le dipendenze da droghe o alcol e la violenza, prendendo come riferimento il racconto biblico di Caino e Abele per affrontare argomenti assai recenti di cronaca nera tra giovanissimi che senza riflettere agiscono senza pietà. È da restare sgomenti e increduli davanti al fatto che Calogero Giardina, un giovane di appena 24 anni di Canicattì, è stato ammazzato da un minorenne con un cacciavite per una ragazza contesa, che Calogero Mustacchia, trentenne saccense, è stato ridotto al coma perché bastonato con una mazza di baseball solo per essersi lamentato del volume troppo alto proveniente da un locale, e che a Menfi un 23enne, solo perché ha osato sorpassare con la sua auto, quasi fosse un affronto, uno scooter con 3 giovani a bordo, senza casco e che procedevano zigzagando, è stato preso duramente a pugni, riportando varie fratture. Un'omelia che Don Franco ha concluso con un messaggio positivo. La crisi è come la notte, ma nessuna notte è così lunga da impedire al sole di risorgere. E all'intera diocesi ecco il suo particolare augurio di Buona Pasqua. La risurrezione è dir no a tutto ciò che sembra fine, che sembra morte, che sembra concluso. La risurrezione è che c'è sempre una novità, quella pietra dal sepolcro si può togliere. Ognuno di noi forse porta qualche pietra sul suo cuore, molti sono stanchi, avviliti, anche perché il momento che viviamo non è facile. E la Pasqua è il grido del Signore a dire non arrenderti, guarda che ci può essere altro. Buona Pasqua a tutti, a voi e alle vostre famiglie.